Con Karin Mantovani analizziamo questo 3-0 oggi qui a Vicenza. Le tue impressioni su questo risultato? Ma è stato un risultato molto, molto positivo, nato dal fatto anche che questo è un campo abbastanza insidioso e diciamo il Vicenza ha l'abitudine di pressare alto. Abbiamo trovato gli spazi con lanci dalla tre quarti a superare la difesa avversaria e abbiamo trovato anche i gol e siamo contenti così, adesso pensiamo alla prossima partita. Legittimate questo 3-0 proprio con una doppietta di PI e il gol di Martinelli. Sì, finalmente si è sbloccata anche Martinelli, sono contenta per lei sia per il gol e per la prestazione e anche perché dà una grossissima mano in difesa data la sua esperienza. Oggi hanno vinto tutte le altre davanti, comunque vince anche il Vittorio, diciamo che l'unico pensiero va alla Riozzese magari? Sì, non abbiamo ancora incontrato la Riozzese come anche il Como, quindi non sappiamo ancora bene che squadre siano i loro punti deboli, i punti di forza. Noi adesso pensiamo partita in partita, poi quello che verrà, verrà. Abbiamo visto altri 3 punti oggi, come dici sempre comunque non è mai facile nulla. No, e oggi ne è stata un'ulteriore conferma e siamo venute qua a Vicenza sapendo che affrontavamo una squadra giovane che aveva voglia di fare bene perché incontrava una squadra ancora imbattuta e così è stato. Dopo il campo un attimino ci ha penalizzato perché essendo una squadra tecnica cerchiamo di giocare a palla a terra, quindi un campo pesante, bruttino e stretto, magari ci poteva mettere e ci ha messo qualche volta in difficoltà, però le ragazze sono state brave ad adeguarsi ed ad adattarsi immediatamente all'avversario e campo. Come dici, proprio mancava un po' di ampiezza, comunque l'ha trovata anche sullo stretto. Sì, abbiamo fatto delle ottime giocate, le ragazze si sono sacrificate, hanno fatto quello che abbiamo provato in settimana e ho chiesto e il 3-0 pur lottando e soffrendo fino al 95esimo mi sembra un risultato tutto sommato giusto perché abbiamo creato altre occasioni, mi sembra 5-6 il primo tempo e altre 2-3 il secondo tempo, quindi è una buona prova, un ottimo risultato su un campo difficile. Con Alice De Val partiamo dal fatto che stai cominciando ad avere più minuti sulle gambe te e più minuti da parte del mister. Sì, è chiaro che è un percorso che va fatto piano, insomma 2 anni non sono pochi. Sì, dai, sto prendendo fiducia, mi sento sempre più sicura e speriamo di migliorare sempre di più. Oggi 3-0 qui a Vicenza, diciamo tra virgolette partita facile, anche se come dice il mister niente è mai facile. No, partite facili difficilmente esistono, insomma. Abbiamo fatto bene il primo tempo, bene quasi anche tutto il secondo, gli ultimi 10 minuti secondo me abbiamo perso un pochino le distanze tra le parti, eravamo un po' più in difficoltà, però tutto sommato direi che oggi abbiamo fatto una bella partita. Continua la galoppata del Vittorio Veneto, altri 3 punti, domenica ci aspetta finalmente la partita in casa contro l'Unterlandame. Sì, finalmente, perché a fine novembre finalmente giochiamo in casa. L'Underland sì, è una partita difficile, parecchio difficile, su una squadra tosta. L'anno scorso ci hanno messo in difficoltà sia l'andata che il ritorno e quindi dovremo rimanere concentrate per centrare un'altra vittoria, insomma. Allora, mister Dori, complimenti innanzitutto perché dopo la partita amichevole a Vittorio Veneto, questo Vicenza giovanissimo comunque, ma riesce a giocarla. Sì, le amichevoli lasciano un po' il tempo che trovano. È una Vicenza sì che riesce anche a giocarla, però effettivamente il Vicenza adesso onestamente non è competitivo. Avere una squadra giovane che deve crescere e così via, se non trova il senso della competitività, e questo non può nascere da dentro perché sono giovani, devono vivere di esempi, di esperienze d'altri, farà sì che il cammino del Vicenza è sempre questo, bello, bellissimo, ma non completo, questo è quello che penso. Comunque, vedendo da fuori, l'incitazione che dà lei mister non deve mai mancare secondo noi perché dà grinta anche alle ragazze. Sì, diciamo che comunque io ho un ottimo staff che sono anche molto bravi a incitare me stesso e a darmi diverse guide. Poi è normale che comunque le ragazze sono giovani, hanno bisogno effettivamente di essere guidate. Magari io un po' di calcio femminile l'ho visto, quindi la guida che dai è proprio sul fatto di come dovrebbero provare a stare in campo, poi l'espressione resta sempre a loro. Per carità non verrà mai a meno perché ripeto ho uno staff che mi ricorda che alleno una squadra di settore giovanile che fa la Serie C
E questo è da sottolineare, ringrazio molto il mio staff. Comunque ne parlavamo anche domenica scorsa con il mister del Fiamma Monza, anche lei aveva una squadra giovane, comunque la guidava dalla panchina in un ottimo stato, insomma. Io guidavo in un ottimo stato? Sì, si dipende dalle lune che ho. Ci proviamo, ce la mettiamo tutta, cioè siamo tutti quanti consapevoli che comunque finché la squadra è giovane, anche più giovane dell'anno scorso, quest'anno il terzino sinistro è un 2003, poi è subentrato un 2003, sono subentrati altri 2002, noi ci rendiamo conto che abbiamo effettivamente una squadra molto giovane e sarebbe un male se non la guidassimo. Avremo bisogno di esperienze che comunque stiano dentro il campo, questo manca a Vicenza. Io sono una persona che quello che dice, pensa e ridice, non sto tanto a filtrare. Noi abbiamo bisogno di esperienze dentro il campo, perché alla fine io, per come so giocare a calcio io, non mi schiererei mai perché sono scarso, inguardabile, e abbiamo bisogno di persone che ci aiutano dentro, lì sarà il problema del Vicenza. Comunque si può notare il fatto anche che più passeranno gli anni, magari questo Vicenza acquisirà quell'esperienza che in questo momento manca e potrà sfoderarla in quel momento magari. Sì, io sono anche coerente anche con questo che tu dici, non voglio poi sembrare una persona contraddittoria. Io le ragazzine, le più giovani sono tante, le minorenni, metà squadra è minorenne, solo per i sacrifici che fanno i genitori per portarle a fare allenamento, 3 a volte 4, qualche volta il sabato in primavera, poi la domenica in prima squadra. Loro dico sempre, cercate di alzarvi come leader, perché il futuro del Vicenza siete voi, il vero gruppo storico sarete voi, ed è sul vostro esempio che comunque si baserà anche tutta la filiera che c'è sotto. Abbiamo un under 15 che è potenziale, però l'esempio vero sta proprio in queste ragazzine qua, le più giovani. Io guardi, penso che questa deve essere la 6ª stagione che faccio nel calcio femminile. Ho avuto la fortuna magari di allenare blocchi molto competitivi tipo il Valpo, il San Bonifacio, però niente è stato più prezioso di questi anni con il Vicenza, niente è stato più prezioso di queste ragazzine che insegnano a me a ridosso di 50 anni effettivamente cos'è la passione e la voglia di fare, di emergere, di venirne fuori. Loro sono il futuro, loro indubbiamente sono il futuro. E queste sono bellissime parole, mister. Sì, ma se tu ci pensi, ma anche lo staff stesso, lo staff mi incoraggia tantissimo, però io stesso mi sentirei, con tutto quello che mi insegnano e che ci insegnano in staff tecnico, se non restituiamo qualcosa a noi non avremo fatto danni. Il Vicenza un giorno sarà veramente una grande squadra e speriamo che questo giorno arrivi presto, però, perché quest'anno è un campionato di sofferenza più dell'anno scorso. Grazie mister. Grazie a voi, siete speciali.